Eder. Mac. Pallister. Il procedimento per diffamazione che vedeva coinvolto Sebastiano Visintin, nato dalla querela presentata dagli ex vicini di casa, Salvatore Nasti e Gabriella Micheli, si è chiuso con un'archiviazione disposta dal giudice per le indagini preliminari di Trieste, Manila Salvà, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Andrea Laganga. In termini concreti, quel fascicolo non proseguirà verso un processo con dibattimento e sentenza, perché la fase preliminare si è chiusa con la decisione di non andare oltre. Da dove nasceva la querela? Il cuore della contestazione stava in alcune dichiarazioni rilasciate da Visintin in contesti mediatici, ritenute dagli ex vicini lesive della loro reputazione. Secondo la ricostruzione, la coppia aveva presentato denuncia a querela dopo affermazioni rese in televisione. In particolare, viene indicato un servizio dell'edizione serale del telegiornale di Tele4, andato in onda il 17 gennaio, e un passaggio nella trasmissione Storie Italiane su Rai 1 del 20 gennaio. In parallelo, nella cronologia del caso era già emerso che Micheli e Nasti si erano sentiti chiamati in causa anche per dichiarazioni di Visintin legate a 2 sue ospitate televisive del 22 e 29 settembre 2023. Da quelle parole, secondo l'impostazione dell'accusa richiamata all'epoca, si sarebbe potuta ricavare l'idea che i vicini, la sera della scomparsa di Liliana Resinovic, sarebbero entrati nell'abitazione con uno stratagemma e avrebbero forse portato via qualcosa, con un riferimento anche alle chiavi. Le posizioni in campo e i passaggi giudiziari. Sul fronte della difesa, Visintin risultava assistito dagli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua. Sul fronte dei querelanti, in precedenza era stato indicato l'avvocato Francesco Mazza come legale di Micheli e Nasti. È utile distinguere i momenti. Nel 2024 la vicenda era arrivata a un rinvio a giudizio per diffamazione aggravata, con la prima udienza fissata per il 20 novembre al Tribunale di Trieste, perché la procura aveva ritenuto che ci fossero elementi per sostenere l'accusa in quella fase. Il 20 gennaio 2026, invece, lo scenario cambia su questo specifico procedimento. La procura chiede l'archiviazione e il GIP la dispone. Il punto decisivo: perché archiviazione? La motivazione essenziale riporta è netta. Per il GIP non si tratterebbe di espressioni diffamatorie. Questo è il perno giuridico della chiusura del fascicolo, non una valutazione mediatica della vicenda, ma una valutazione di rilevanza penale delle frasi contestate, ritenute non idonee a integrare la diffamazione. Il contesto Resinovic. La notizia si inserisce nel quadro più ampio del caso di Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. In questo contesto, Visintin viene indicato come unico indagato per la morte della donna, elemento che contribuisce a rendere ogni filone parallelo, anche quando riguarda reati diversi, particolarmente osservato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.